Cari telespettatori, eccoci insieme. Vi presento subito i nostri ospiti. Allora, abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Gianpietro Avruscio, presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri di Padova. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Adriano Pozzato, ben ritornato segretario Funzione Pubblica CISL del Veneto, grazie anche a lei. Paolo Righetti, segretario CGIL Veneto. La dottoressa Maria Luisa Nolli della Lega, medico anestesista, grazie anche a lei. Quindi figura di politica e anche operatrice sanitaria, adesso un attimo di tranquillità in pensione. Perfetto. Allora, il tema di quest'oggi è analizzare con gli esperti, con chi lavora sul campo, quali sono le note dolenti della nostra sanità, quali sono gli aspetti invece che funzionano e su cui magari puntare e investire. Non abbiamo figure politiche di riferimento per quel che riguarda la Regione, il Consiglio, perché ci sono lavori in corso, quindi si sta decidendo proprio in queste ore sul piano sociosanitario, quindi che cosa comporterà, quali saranno le novità da qua ai prossimi anni, e poi naturalmente tutto è in fieri, però qualche cosa in mano abbiamo. Abbiamo una dichiarazione del Presidente della Regione Veneto freschissima, Luca Zaia, e quindi la sentiamo insieme. 4 pediatri che mancano in regione. Sì, mancano una tantina di pediatri, ma mancano radiologi, mancano molti altri professionisti. Del resto è stata sbagliata tutta la programmazione a livello nazionale. Si dice che il futuro ci riserverà, se non si mette mano alla programmazione, una mancanza di circa 56.000 medici a livello nazionale, che è una roba strepitosa, paurosa, e il che vuol dire che bisogna rimettere mano alla programmazione da un lato, e dall'altro, è bene dirlo, fare in modo di togliere il numero chiuso. Io sono contrario al numero chiuso all'università, anche perché i ragazzi devono essere selezionati sul campo. Infine penso che il governo potrebbe valutare un altro aspetto, è quello di valorizzare i professionisti che già abbiamo. In un periodo di emergenza, ad esempio, perché perdere professionisti a 65 anni che sono nel pieno del loro vigore professionale, che potrebbero magari restare qualche anno in più all'interno dei nostri ospedali e se ne vanno purtroppo in pensione al culmine della loro professionale, della loro esperienza di medico. Quindi magari prevedere in emergenza anche la possibilità di allungare l'età pensionabile in maniera volontaria, negoziabile ovviamente con l'azienda ospedaliera, niente di obbligatorio, ma io conosco un sacco di medici bravissimi che resterebbero ancora volentieri a lavorare. Guardi, il tema di cercarli all'estero è tamponare un'emergenza. Noi preferiamo avere i nostri, però ovviamente fa bene Benazzi, perché nel momento in cui mancano bisogna trovarli da qualche parte questi medici. Allora, volevo cominciare con lei, guardi dottoressa, a sorpresa così, proprio per commentare un po' l'intervento del Presidente, del governatore, esatto. Da un lato perché parla di prolungamento di un'emergenza, cioè effettivamente viene dichiarata, esplicitata questa emergenza, che non è cosa da poco conto, perché poi in proiezione, visto che la vecchiaia sarà dominante nei prossimi anni, persone che avranno sempre più bisogno, in proiezione quindi i dati diventano allarmanti, l'ha detto anche lui. Lei che cosa ne pensa? Al di là delle proiezioni, della vecchiaia, di tutto, qui si tratta di gestire una situazione attuale che manifesta chiaramente un'insufficienza del personale medico, infermieristico e quant'altro, alla quale bisognerà mettere mano. Non è facile, la programmazione, come ha detto il governatore, purtroppo è stata sbagliata. Quindi c'è stato un errore di fondo? C'è stato un errore di fondo. Cioè dove si è innescato? Per spiegare ai non addetti ai lavori. Cominciamo col mettere il numero chiuso. Intanto, io sono assolutamente d'accordo col governatore, toglierei domani il numero chiuso. E ve lo dico perché è veramente un peccato che molti giovani che vorrebbero intraprendere la carriera della facoltà di medicina e successivamente fare medico non lo possano fare solamente perché non rispondono alla domanda su Paperino piuttosto che su Topolino, perché poi bisogna andare a vedere anche quali sono i test di entrata delle facoltà. Allora, io le posso dire personalmente, io sono uscita di casa per andare a iscrivermi a giurisprudenza e strada facendo ho detto ma chi me lo fa fare di tornare a studiare la storia, la cosa? Facciamo un'altra cosa. E mi sono iscritta a medicina, non mi sono mai pentita. E non c'era il test di accesso? Non c'era il test di accesso, perché altrimenti io all'epoca, venendo da un liceo classico, con degli test meramente scientifici, non sarei mai passata. Quindi, come dice, io sono assolutamente d'accordo. Sono altrettanto d'accordo sul fatto che bisogna cambiare questa programmazione, quindi aumentare il numero delle borse di specializzazione, di specialità, perché oggi sono ridotte per volere della normativa europea, che le ha limitate perché pagate anche in un certo modo e quindi è un problema di risorse.
Mi piacerebbe che potessimo, ma questo forse sarà possibile qualora dovessimo avere la tanto agognata autonomia, che anche le borse di studio regionali potessero aumentare in virtù di quello che noi, della necessità che noi abbiamo sul territorio e non in virtù dei voleri del MIUR. Detto questo, sono assolutamente d'accordo sul fatto che non ha senso che un sanitario, sia esso medico, chirurgo, biologo, ricercatore, debba andarsene a 67 anni. Quindi anche lei concorda su questo punto di vista? Assolutamente, assolutamente, perché lo vediamo tutti i giorni, questa gente che d'ufficio va in pensione pensa che stia a casa in pantofole a leggere il giornale. Ecco, no, però vanno a lavorare. Però nel privato. Certo, perché non lo possono più fare nel pubblico. Lo farebbero secondo lei nel pubblico, con le situazioni del pubblico? Per quello che mi riguarda e per quello che io conosco i miei colleghi, le dico sì. Resterebbero? Sì. Presidente. Dottoressa probabilmente è in pensione da tanto tempo, sì, purtroppo. Per cui non vive attualmente la realtà. Allora si parlava di numero chiuso o altro. Vede, i nostri giovani adesso, laureati, specializzati, con master, sono costretti ad andare all'estero e c'è il numero chiuso. Perché sono costretti ad andare all'estero? Ce lo chiediamo? Perché non fanno i concorsi. Perché concorsi non ce ne sono. Lei si figuri, io vengo dall'azienda ospedaliera di Padova, ma all'azienda ospedaliera di Padova siamo dimezzati come organico. I medici ospedalieri ormai scenderanno in piazza, faranno la rivoluzione, non ce la fanno più. Quindi orari stressanti con una retribuzione che non è... Ma vuole scherzare, è una cosa indecente, assurda. Hanno bloccato addirittura chi aveva vinto il concorso, è stato bloccato. Non c'è assunzione, tranne che per gli anestesisti e il pronto soccorso. Come che se mancano però le figure degli anestesisti. Che ancora mancano, come se tutto quanto, capisce, ruotasse intorno agli anestesisti e al pronto soccorso. Ma un giovane oggi, allora parliamo chiaramente, ma conviene oggi specializzarsi in cardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia, avere 3.500 euro al mese, essere con l'avvocato fuori la porta, scommettere e rischiare la tua vita, quella dei tuoi familiari e quella del paziente, perché quando vai in sala operatoria è così, interventi complicatissimi che salvano la vita, ma non hai tu il boato dello stadio quando salvi una vita a dire gol. No, non conviene forse fare il calciatore, la velina o qualche altro mestiere in cui c'è meno responsabilità e in cui sei più valorizzato da questa società. Oppure nell'ambito sanitario, non è meglio forse fare il pediatra di libera scelta sul territorio? Oppure fare il medico di medicina generale sul territorio, oppure fare lo specialista ambulatoriale sul territorio invece che fare l'ospedaliero, perché ancora oggi il centro dell'assistenza è l'ospedale, ancora oggi se hai il caso complicato vai in ospedale, però sono più valorizzate queste figure rispetto al medico ospedaliero. Tra l'altro sotto organico, però non è che in sanità mancano i clienti, anzi aumentano. I casi complicati aumentano, però non si distingue, non si valorizza in base al rischio clinico, alla complicanza, ai pazienti critici che hai, no? Perché a Treba Seleghe, come a New York, è la stessa cosa. Chiarissimo. Solo un'osservazione, concorda con la proposta del Presidente, del Governatore, di portare in là nel tempo la pensionabilità per certi professionisti della sanità? Guardi, ma chi vuole oggi come ospedaliere rimanere? Ma non vede, ecco perché dicevo che la dottoressa è in pensione da tanto tempo. Adesso negli uffici che per le informazioni, per le pensioni, devono mettere il totem come alle poste, perché la gente se ne vuole andare via, perché non vuole lavorare in queste condizioni, non può, perché è un rischio elevato, perché quando sei sotto organico il rischio di sbagliare è molto alto e ci va di mezzo il paziente, ci va di mezzo il medico che poi dopo è portato a sbagliare. C'è una riduzione di organico che fa paura, noi parliamo dei palazzi della salute, ma quale progetto c'è sul personale? No, poi dopo a lavorare oppure a curare le persone non sono i palazzi. E che progetto c'è su questo? Io non ne vedo.
Non è stato fatto. No, adesso infatti vediamo anche ad analizzare questi aspetti, faccio il giro un po' di interventi, Pozzato. Certo che non siamo precipitati dall'oggi al domani in questa situazione, anche se diciamo che sono in questi mesi che circolano queste notizie anche sui quotidiani che pare che adesso ci sia l'emergenza, ma in realtà si arriva con il tempo, no? Perché sì, è da un po' di tempo che peraltro anche non solo per il personale medico ma anche paramedico e di assistenza infermieristico voi lamentate un disagio. Assolutamente sì, sono anni e evidenzio un paio di cose. Allora, una riguarda il limite di spesa. Bisogna ricordarsi che da alcuni anni per quanto riguarda la spesa del personale si deve spendere l'1,4% in meno della spesa del 2004. Quindi riferimento spesa... Si deve spendere, quindi sì, ogni anno il budget a disposizione è quello che è stato speso nel 2004 meno l'1,4%. Questo è un limite disposto dalla normativa nazionale per cui non si discosta nessuna regione e quello deve essere, altrimenti ci sono delle penalità. Il Veneto, che da alcuni anni sta rientrando perché aveva sforato questo livello di spesa, oggi ha circa ancora 30 milioni di euro da recuperare per entro il 2020 rientrare in questo tetto di spesa per non avere penalità. Per cui anche per i prossimi 2 anni, se tutto resta fermo, il Veneto deve ridurre la spesa di altri 30 milioni di fronte a quello che succede ogni anno tra rapporto chi esce e chi entra. Anche se nel piano sociosanitario venissero approvate delle modifiche che implicano del cambiamenti qualsiasi riorganizzazione, diciamo, qualsiasi riorganizzazione non può avere non si può derogare da quel tetto di spesa, si può solo riorganizzare il personale, questo sì, però all'interno del budget che c'è. E noi puntiamo sul progetto di legge dell'autonomia, questo tentativo di poter a livello veneto determinare alcune cose diversamente dalla regola nazionale, anche su questo, perché su questo aspetto, sulla sanità, c'è la previsione di considerare quel tetto di spesa non limitato al personale, quindi non 2004 meno 1,4% della spesa del personale, ma il personale gestirlo all'interno del tetto di spesa complessivo dello stanziamento della sanità, che è circa 9 miliardi. Quindi lì dentro riorganizzi la spesa, puoi farla diversa, spendi una cosa piuttosto di un'altra, ma hai le risorse per decidere meglio su un plafond più ampio cosa fare. Allora lì ci potrebbero essere delle scelte sul personale differenti da quelle che ci sono oggi, altrimenti questi sono vincoli, sono catene. L'altra cosa che volevo dire era riguardo la programmazione nel tempo. Qui si può discutere tantissimo. Inizio anni 2000, da quando ci fu l'innovazione nel percorso infermieristico e delle professioni sanitarie col percorso di laurea, la programmazione ha progettato questo percorso, una riduzione complessiva dei medici per circa il 30% e un aumento di circa il 40% del personale infermieristico e delle altre professioni sanitarie, per arrivare alla media di quello che c'è in Europa, aumentando e valorizzando le competenze dei professionisti sanitari di comparto neolaureati per fare tutta una serie di attività che oggi i medici fanno e che non sono il core business dell'attività medica. Questa riorganizzazione non è riuscita, per cui questo progetto... Quello fallimento di cui parlava il governatore quando ha detto è fallito la programmazione. Non so se intendesse questo riguardo alla programmazione, presumo che riguardasse più l'entità dei servizi con l'entità del personale. E su quel progetto è fallito ad oggi, non è andato avanti come doveva andare e il sistema si è inceppato perché in attesa di quello non si è fatto niente altro. Oggi tutti sono in difficoltà. Ecco, chiaro, questo è l'aspetto che emerge. Segretario, voi avete fatto anche un'analisi congiunta su queste rilevanze, queste carenze, anzi più che rilevanze? Ma guarda, penso che innanzitutto bisogna partire dalla testa. Dalla testa vuol dire che bisogna intervenire a livello nazionale con provvedimenti urgenti e poi declinarli in tutti i territori. Noi abbiamo costruito da tempo, ma l'abbiamo riattualizzata un paio di mesi fa unitariamente, una piattaforma sindacale, CGIL e CISL-UIL,
nei confronti del governo e del Parlamento, in cui chiediamo urgentemente che vengano assunti alcuni provvedimenti prioritari. Il primo è il rifinanziamento del sistema sanitario nazionale. Da anni c'è un progressivo definanziamento, anche in questa legge di stabilità sembra, perché non ci sono ancora gli elementi certi insomma, e definitivi, che non ci siano risorse aggiuntive sul Fondo Sanitario Nazionale rispetto a quanto già stabilito dai governi precedenti, e questo è un grave problema rispetto ai tagli che progressivamente negli anni ci sono stati, perché le risorse sono decisive anche per rimettere in campo un percorso di assunzioni, noi lo chiamiamo un piano straordinario di assunzioni in tutto il sistema sociosanitario pubblico, e guardiamo sia alle carenze che già sono state rilevate nelle strutture ospedaliere, ma anche nelle strutture distrettuali, nelle strutture territoriali. C'è un'enorme carenza di medici, di figure professionali specializzate anche in tutta la gamma dei servizi distrettuali. Per il momento quindi tutto è fondato sulla mancanza di persone, insomma, sostanzialmente. Sì, ma ovviamente questo servono più risorse, ma non bastano le risorse in più, questo è fondamentale alla base, servono anche alcune delle cose che sono state richiamate. Serve urgentemente superare il tetto di spesa sul costo del personale, quello che Pozzato ha già richiamato. Lo dicono tanti, tutti i governi che si succedono da anni, lo dice anche questo, però vediamo se finalmente si passa per avere una maggiore, prima di tutto una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse. Io dico anche che in realtà i costi, ce ne sono di costi che vengono sostenuti ancora dal sistema sanitario, anche per il personale, ma sono in modo sotterraneo, non con assunzioni dirette perché ci sono quei vincoli, ma incrementando sempre di più il ricorso al privato. Chiaro. Addirittura anche per figure professionali dentro l'ospedale, dentro i servizi dei servizi territoriali dei distretti, sempre di più ci si rivolge a cooperative. No. Questo diventa un altro problema. Anche per figure e attività che hanno un elemento di specializzazione e anche di sicurezza, aggiungo io, rispetto alle attività che vengono svolte, che richiederebbero invece altri percorsi e altre garanzie. Ecco, quel costo non appare fra il costo del personale, anche se è costo per il personale. Cioè in questo modo, se non si interviene, c'è una privatizzazione strisciante, oltre che una riduzione della qualità e dei servizi. Però non è un problema solo nazionale. No, ma infatti le cose si possono declinare anche a livello territoriale. Io vedo che alcune scelte, quando si vuole, vengono assunte. Dopo vediamo se la fattibilità a livello territoriale. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo con voi.